Cari amici, ci ritroviamo dopo lo spot fatto alcuni mesi fa in cui vi chiedevamo di fare rumore per questo grave problema che è l'autismo. Siamo alla terz'ultima tappa, siamo ritornati in provincia di Vicenza, siamo a Montebelluna e abbiamo appena terminato un incontro con i ragazzi delle scuole medie. Un incontro molto particolare, molto sentito, ma come è stato sentito tutto il giro, in ogni città in cui ci siamo fermati, in ogni città che ha voluto la nostra presenza, abbiamo trovato un calore umano che non ci aspettavamo assolutamente. Abbiamo compreso che quello che stiamo facendo è giusto e che dobbiamo continuare. Ce l'hanno chiesto in tanti, ci hanno chiesto di ritornare, di rifare il giro. Noi per il momento cerchiamo soltanto di riposarci un po', perché 30 giorni di viaggio, 6.000 km e non 7.000 perché alcune tappe si sono dovute modificare, ci hanno comunque convinto che siamo riusciti a entrare nel cuore delle persone e nella testa della gente. Noi dobbiamo assolutamente continuare in questo senso. Abbiamo avuto manifestazioni di tutti i tipi. Una delle tante, per esempio, è la maglietta che porto, che è stata fatta da un amico a Roma e che è diventata il simbolo proprio del nostro impegno e di questa grave disabilità che è l'autismo. E quindi continuiamo a fare rumore, continuate voi a fare rumore, cerchiamo di fare rumore nel vero senso della parola. Per lei sono linguaggi incomprensibili. Che cos'è? Ecco dove nasce. Ragazzi, che questa mattina loro vivranno un'esperienza molto interessante. Hanno circa 150 che potrebbero andare incontro. Amici vesperisti già nel 2011 voleva più andare al centro al pomeriggio, all'allevamento o alla macellazione del bestiame. E un saluto ovviamente da parte di... Ma insomma, veramente semplice, quindi speriamo di non... Quando riescono a sviluppare il linguaggio potremo sentirli parlare. L'allofono. Figura strumentale per l'inclusione nella mia scuola di più, e in questi 3 anni abbiamo cercato di vivere con lui l'esperienza del tutoring non da subito,